Sanità sempre più a rotoli in Sardegna, visite che non si fanno, si ritardano, ci sono anche i malati di Parkinson. Antonio Cungio, lui è rappresentante di Cagliari, quali difficoltà? Ne abbiamo parecchie, soprattutto per quanto riguarda la fisioterapia per i malati, che per chi ha malattie degenerative dovrebbe averne almeno 10 mesi all'anno, invece è impossibilità a farla. Almeno 10 mesi l'anno, c'è anche la protesta delle ambulanze a contorno che un po' disturba, ma vabbè, la manifestazione per il diritto alla salute e alle cure anche. Questo significa pagare per i malati di Parkinson. Certo. Chi può permetterselo, perché chi non può permetterselo deve attendere a casa, e lei lo sa cosa vuol dire bloccati, che i muscoli vanno a finire male e non riesce più a riprendere. Ecco. E da Nuoro arriva Giampiera Deiana, sempre il problema del Parkinson, delle cure che non ci sono, ma qui anziché 10 mesi, quanti mesi vi stanno garantendo? Niente, no, come visite assolutamente c'è una carenza spaventosa, e se lei pensa che il Parkinson ha bisogno di una terapia che venga rimodulata periodicamente, perché si tratta di una malattia degenerativa cronica, nel territorio c'è carenza o anche mancanza assoluta in molti posti. Questo crea il bisogno di rivolgersi, per chi può, al privato, oppure raggiungere certe sedi, se riusciamo ad infilarci, ma con disagi anche familiari, perché il Parkinson nella maggior parte dei casi non guida, non può guidare, e quindi è costretto a chiedere l'aiuto. E poi sono soldi, più di 100 euro a visita. Certo, oltre le visite se vai nel privato, ma anche la benzina e le spese di percorribilità. Disagi a non finire.